Ad Alonte, nel Vicentino, una donna è stata ricoverata per intossicazione da fumo durante l'incendio della propria lavastoviglie. Stava dormendo nella parte superiore della propria abitazione e si è svegliata per l'odore del fumo, dando subito l'allarme al marito e alla figlia. I vigili del fuoco accorsi dall'Onigo hanno messo in sicurezza l'elettrodomestico, mentre era raffreddato dal padrone di casa, che al buio è riuscito a limitare l'estensione delle fiamme prima dell'arrivo della squadra dei vigili del fuoco. A Sandona di Piave, capoluogo del Veneto orientale, è avvenuto invece un incendio in un'azienda agricola di via Kennedy. Il rogo ha coinvolto il distributore di carburante e un camion autocisterna vuoto parcheggiato sotto la pensilina. Le squadre dei pompieri, accorse da Sandona e da Mestre con 4 automezzi, fra cui il carro schiuma e 10 operatori, sono riusciti a circoscrivere le fiamme, evitando l'estensione dell'incendio al vicino capannone. La struttura è stata però posta sotto sequestro. C'è stato poi un vasto incendio al deposito esterno di una cartiera in via Don Cesare Scala a Brentino Belluno, in provincia di Verona. I pompieri corsi da Bardolino, da Verona e da Trento, con 6 automezzi antincendio e 19 operatori, hanno proceduto allo spegnimento delle balle di carta riciclate depositate su un piazzale all'aperto, ampio circa 400 metri quadri.